Scatman's World. Bella raga, tutto il comandone veneziano. Allora, ti ho letto un po' le regole, non c'è la c'è la safety car virtuale, i punti per i primi 10, quindi insomma tutto tranquillo. Adesso devo un po' capire, io vorrei prendere sinceramente The Graph, sarebbe un sogno prendere The Graph anche se costa moltissimo. Ok, allora. Progetta nuova parte. Ah ok, questo è cruciale, però sulla carta siamo fortissimi dappertutto. Ok, allora, miglioramenti, scusa, se siamo già al top. Allora, togliamo tutto, rifacciamo noi, perché se no ci capiamo un cazzo, raga. Allora, ci becchiamo dopo quando sistemo alcune cose e mi guardo bene anche i risultati in qualifica, ottavi e quindicesimi. Boh, non capisco, con le macchine che abbiamo, e più comunque la Molly non è scarsa, cioè, che benissimo. Ancora pioggia, con weekend da intermedia, meno male che ho tutto al 3, quindi ho anche assetti perfetti, tutto a 3, eppure. Setup non mi sembrano proprio schifosi. Scelta delle gomme, ok. Carburante sono 42 giri. 12-14. Cazzo, però così pochi giri, non ce l'ha non ho tantissime intermedie, 9. Non mi piace questa storia. Cioè, vediamo. Beh, una è quasi nuova. Insomma, due nuove sole ne ho. Porca puttana. Il meteo da pioggia anche battente, la prendiamo con le full wet, vabbè. Allora, va bene, 14 giri, pam pam pam. Ciao. L'altra stronzetta qua. Carburante. 13 giri. Sì, se no siamo troppo pesanti, cioè rischiamo di fare ridere. Regia pilota. Ok. E andiamo ragazzi. Cerchiamo di fare una buona gara. Dai che il Kuma ha vinto tutto finora. Piloti e costruttori Europa, piloti e costruttori Asia e Pacifico. Adesso è il momento più duro, la Formula 1. Vai Molly, la Molly vola. Dai Molly. Dai Molly, ecco la Molly per già una posizione. Dai Molly, porca puttanona. Dai, dai, dai ragazzi, siamo ottavi. Porca, beh, vabbè, Breton è veramente una cosa... Cioè, inaccettabile. Bloccaggio per la Fox, ma puttana merda. Adesso mi tocca già abbassare le gomme. No, cioè, veramente... Non ci siamo con i piloti. De Graaf voleva una cifra impossibile, ragazzi, cioè... È un pazzo, De Graaf. Adesso chiaramente perdiamo posizioni, sono l'unico con l'arancione. E che le ho già consumate tanto, vabbè, torniamo al massimo. Mi mancano i tempi della Boa Speranza dell'altro anno. Però era uno squadrone. Per quanto nei parametri non ero la migliore dei Graf, comunque indietro. Eppure voglio tutti quei soldi, vabbè. Va bene. Penalità per Lundqvist. Lundqvist, vabbè che cazzo è. 38 giri, una gara con tanti... Rafael Rodriguez al bloccaggio. Bloccaggio per Gustavo Costa, il mio amico. Ex collega alla Boa Speranza. Tanti sono i risparmio adesso, eh. Condizioni meteo danno ancora così. Bloccaggio per Ricky De Graaf. A sto punto provo a fare una cosa, vediamo se mi riesce. Vado prima. E dopo spingo al massimo e poi dopo può arrivare la pioggia battente, c'è un po' di sole variabile. E vediamo.
Vediamo se è possibile fare sta cosa. Il Cume ci prova, ragazzi. Adesso erano le gomme finite, dovrei recuperare qualcosa. Pit stop anche lui. Carburante 14. Veloce. Ok. Adesso vediamo se la Molly riesce a tirare, adesso che loro sono tutti messi male. Dai Molly, dai Molly. Tanti andranno nei box adesso. Sono solo 11esimi per il momento, però nessuno è ancora andato ai box. Quindi adesso dovrei recuperare teoricamente. Vediamo se è così, con la sosta anticipata. Il tracciato è ancora umido, ma adesso ricomincia a piovere, quindi dai, non è un problema quello. Tanti vanno ai box, adesso devo recuperare. Siamo settimi. Bandiera gialla, schianto per Amy McLeod. Ricomincia a piovere. La Fox è settima. Dai Molly, dai Molly. Vediamo se ho recuperato qualcosina. Qualcosina ho recuperata. Buona strategia, bravo Kume. E tra poco arriverà anche la pioggia battente. Sarà una gara lunga, ragazzi. Sarà una gara lunga e difficile. Eccoci qua, siamo terzi. Loro hanno le gomme nuove, però chiaramente. Tra poco arriverà la pioggia più pesante. Breton 13esimo. Molly Fox sempre quarta per il momento, ma il problema è che adesso speriamo nella pioggia più potente adesso, eh. La Molly ha già le gomme andate però, eh. Molly quinta. E anticipiamo la sosta, ma purtroppo dobbiamo sempre anticiparle. Questo è poco ma sicuro. Ok. Vai Fox. Adesso è sicuro che arriva la pioggia, quella potente, siamo già a bagnato. Ok. Siamo ottavi, siamo decimi. Problemi anche nel rifornimento, molto bene. Siamo gli unici con le full wet per il momento. Non rompere i coglioni. Breton lo lasciamo ancora un po'. Dai Molly, però se c'è pioggia da bagnato, cazzo, non dai, posso dirmi che va alle intermedie. Guarda che roba. Bloccaggio per The Graft. Full wet anche a lei, anche a lui. Imponenti. Sono due donne comunque. Dai Fox, dai Fox. E tutti mettono le wet. Vediamo se si riprende qualche posizione. Siamo decimi. Siamo in 11esima posizione. Bloccaggio ancora per Molly Fox. Basta. Basta però. Madonna. No, proprio piloti di merda, ragazzi. Cioè. Mamma mia. Oh. Con tutti sti bloccaggi, fio, è impossibile fare qualcosa. Cioè. Basta, devo spendere soldi per prendere piloti forti. Non mi interessa. Mi dispiace per The Graft, ma... Cioè, con The Graft andavo in bancarotta in 10 minuti. Male comunque, molto molto male. Breton 12esimo, eppure tutto a cannone. Veramente, veramente dura.
Dai, Fox, dai, rincoglionita di donna. Bel problema se li tornano intermedi. Non ho più gomme nuove intermedie, bene. Molto bene. Comunque Ferrari ci speriamo di rimanere sulle wet, se no son cazzi. È molto dura in Formula 1, ragazzi, non pensavo così tanto, mamma mia. Veramente, veramente dura. Adesso arriva il nuvoloso. Siamo undicesimi e dodicesimi. Disastro incredibile. Adesso tanti torneranno con le wet. Il problema è che con l'intermedia, il problema è che le intermedie non ne ho più di nuove. Bene, molto bene. Per fortuna anche altri hanno le intermedie. La Fox deve andare ai box per forza. Mamma mia. Mamma che gara, fioi. Componenti stanno bene, ma ok. Ok. La Molly non ha più gomme. La Molly proprio non è capace di tenere le gomme. È un bel problema. Ok, ciao Fox. Breton lo teniamo finché al 42%, teniamolo. Deve andare ai box. Dio, madonna. E anche lui non è messo bene, carburante. No, ma non ce la facciamo a finire comunque con le gomme. C'è poco da fare. Ok. E andiamo. Sono un po' così. Sono un po' dubbioso onestamente perché abbiamo tanti e tanti problemi. Dai, dai, Molly. La Molly torna nona, torna in zona punti quantomeno, ottava. Devo pensare che purtroppo, ragazzi, devo andare veloce in registrazione, se no ci mettiamo 10, devo fare un video in 3 parti. Ho meno tempo per pensare registrando. La Molly ottava, non basta però. Cioè, basta solo per il bonus. 18 giri alla fine. Tutti tirano, non posso permettermi di stare su un risparmio gomme. So che ci su... Madonna, che pilota, madonna. Ho due piloti, uno più coglione dell'altro. Dai, svegliatevi, cazzo! Mamma mia, Molly. Mamma Molly. Povera Molly. Vedrai che l'obiettivo scuderia sarà impossibile. Eh sì, che nelle prestazioni sono terzo, secondo nella proiezione squadra. Adesso sono i piloti il problema. I problemi sono il pilota. Purtroppo mi sembra questa la realtà. Noi ormai staremo sempre su intermedie, purtroppo solo che le prossime gomme, vabbè. Cioè non ho più gomme praticamente. Siamo ottavi e dodicesimi. 29esimo giro, 14 giri alla fine. Vediamo tutto in qua, non lo so, dopo nell'ultimo... Sinceramente nell'ultimo stint sarà impossibile fare qualcosa, cioè, boh. 13 giri. La pioggia non se ne va, chiaramente, vaffanculo. Facciamo andare Brenton ai box. 13 giri. Va tutto bene.
E dopo stiamo su così. Facciamo andare anche lei. 13 giri. Ok. E dopo non lo so ragazzi, sinceramente la vedo grigia. Siamo con il giallo-arancio che sembra stato il mio colore fortunato in questo gioco. Dai veloce, dai veloce. Ottavi siamo. Nelle prove libere ho dato tanto le intermedie e ho sbagliato, ci ho sbagliato. Pensavo di fare giusto invece. Dai Molly. Dai che gli altri hanno le gomme finite. Ma non hanno più gomme gli altri, sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo se gli altri magari sono privi di gomme. Mamma mia, tutti quelli davanti veramente sono al limite di gomme. La Molly è nona, la Molly è nona. Devo tenere le gomme e chiaramente cercare di arrivare in fondo. Un'impresa abbastanza impossibile però. Siamo ottavi. La Breton 11ª. Tutti spingono più di me. Sono andati ai box adesso. Ce li hanno tutti le gomme purtroppo. Niente, niente, purtroppo è così. Che tristezza ragazzi, che tristezza di gara. Abbiamo scappato almeno qualche punticino con l'ottavo posto, ma... Wolfgang Schmidt mi sembra bello carico. Ancora... No, vabbè, basta, cioè... Possono ritirarsi i primi 7, no? Non è possibile. Dai, Molly, difenditi per piacere. Sei giri, il carburante a 8. Tra poco spingerà un po' di più, ma... La situazione non è bella. Ho capito che la temperatura è bassa, ma sei già al 29%. Deficiente. Un deficiente. La deficiente la Breton. 34. La Fox. La Fox sta tenendo un po' meglio sta stint. Ma siamo tutti finiti ormai. Mi su, ciao. Nono posto, evviva. Molto bene. 4 giri alla fine. Se magari qualcuno perde il carburante, chissà, finisce il carburante. Torniamo ottavi. Però è dura, Fiori, sarà durissima sto anno, sarà veramente, veramente dura. Siamo settimi. Siamo tutti senza gomme praticamente, eh? Non rompere i coglioni. Ormai non sapevo fare niente, Molly, dai, svegliati cazzo anche tu. Sì, vabbè, ciao. Andiamo di raccimolare qualche punticino. 2 giri. Mamma mia, ci hanno proprio doppiato in maniera oscena proprio. One disaster, 9% le gomme. Ultimo giro. Siamo settimi. Seven place, va anche bene per come si è messa la gara. Guarda. Breton, poveretto Breton, mamma mia. Breton, perde anche il punto, Breton, vaffanculo. Bene, come a 0. Settimo posto.
Breton purtroppo ha finito tutto, sì, ciao. Breton è morto alla fine, purtroppo, vabbè, almeno Molly ha fatto il 7° posto. Raga, voglio cambiare assolutamente i piloti, ma sinceramente migliorare la monoposto, adesso vediamo un attimo, perché a me sembra tutto al massimo, che cazzo devo fare? Cioè, vediamo. Primo anno in Formula 1 difficile dopo 3 anni gloriosi. Dove arrivare l'anno duro ci sta. Vabbè, 6 punticini mi ha preso. Ottava. Sempre settimi nel mondiale siamo. Dobbiamo lottare con le unghie e con i denti, ragazzi. Serve il 6° posto a tutti i costi, se no la Ferrari ci manda a fare in culo. Però se anche l'altro team manager, Bonaventura, la chi era, no? Era in difficoltà, ci sarà un motivo. I soldini arrivano. Cioè, adesso vediamo un attimo, scusa, perché... Piloti. Non andava bene questo. Ok. Allora, quanto vuole sta gente? Oh, che spa. Mamma mia. Mamma mia, Breton, incazzato. Vai, ma vai. Vattene fuori dai coglioni. Allora, c'è la squadra a monoposto seconda. Cioè, spara, quartiere generale terzo. E vabbè, i piloti fanno cagare. Questo sicuramente, bisogna prendere un pilota a tutti i costi. Adesso vediamo cosa fare. La monoposta devo un attimo sistemare. Ok, posta. Costa vuole lasciare la boa. Sì, ma anche Costa non va bene per i top team. Monoposto, ancora no. Siamo? Ok. Raga, guardate che cazzo devo migliorare. Cioè, non so, non ho nulla da migliorare. Devo solo migliorare i piloti. Adesso vediamo la Ferrari, voglio stare tanto, devo prendermi il quartiere generale massimo. Potenziamento mi costa 5 milioni, ma lo devo fare assolutamente per avere anche altri piloti. Comunque la Ferrari è un progetto a lunga scadenza, quindi se salgono i piloti, adesso siamo al weekend di Tondela, ci becchiamo nel prossimo video. Spero ovviamente di trovare una soluzione, di cambiare pilota. Adesso fra 12 settimane ci sarà anche l'aggiornamento del centro di cercatalenti e devo trovare il bestione. Devo trovare e anche pagarlo profumatamente purtroppo, perché non c'è verso, i piloti costano. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!